L'obiettivo della nostra ricerca era di studiare l'associazione tra la dieta e le malattie respiratorie in uno studio di popolazione che coinvolge alcune città italiane, tra cui anche Verona, nell'ambito dello studio denominato GERD. Vi sono delle evidenze di un contributo della dieta alla sensibilizzazione allergica, in particolare della dieta occidentale, che con la terminologia anglosassone in letteratura è chiamata Western Diet. Questa dieta è caratterizzata da un consumo prevalente di carni rosse, di cibi ricchi di grassi e cibi molto zuccherati e di cibi trasformati, mentre è carente in grassi di qualità come l'olio d'oliva. E esistono degli studi focalizzati in particolar modo sui grassi in relazione alle malattie respiratorie, e in questi studi sono stati ottenuti invece dei risultati contrastanti. L'olio d'oliva, la fonte di grassi più importante della dieta mediterranea, è ricco in acidi grassi monoinsaturi e in numerosi biocomposti che sono chiamati polifenoli. L'olio d'oliva riveste un ruolo protettivo nelle malattie cardiovascolari e nei tumori, mentre ci sono pochi studi che hanno considerato la relazione tra l'olio d'oliva e le malattie respiratorie. Quindi proprio per questo motivo che abbiamo voluto utilizzare i dati raccolti con lo studio GERD per andare a studiare la relazione tra i grassi assunti nella dieta e le malattie respiratorie. In particolare abbiamo considerato soggetti che presentavano asma, soggetti che presentavano rinite e un gruppo di controllo di soggetti che non presentavano né asma né rinite. Le informazioni che abbiamo raccolto sono state ottenute attraverso degli esami obiettivi, dei test di funzionalità respiratoria e dei test allergologici, mentre le informazioni relative alle abitudini alimentari dei soggetti sono state raccolte per mezzo di un questionario. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto nel nostro studio? Abbiamo visto che esiste una relazione tra un elevato apporto consumo di grassi monoinsaturi, di acido oleico e di olio d'oliva e un minore rischio di asma, mentre non abbiamo visto un'associazione con la rinite. I dati raccolti nell'ambito dello studio GERD sono stati utilizzati anche per indagare un'altra ipotesi. Abbiamo infatti studiato la relazione tra i flavonoidi e le malattie respiratorie. I flavonoidi sono una categoria di sostanze che possiamo assumere con alcuni cibi nella dieta, in particolare con la frutta, la verdura, il vino, il tè, il caffè. Ora questi flavonoidi hanno mostrato degli effetti antinfiammatori e antiossidanti. La nostra ricerca continua, il nostro gruppo di ricerca è coinvolto anche in un altro studio che è lo studio BOLD per quantificare la presenza delle malattie polmonari ostruttive nella popolazione in varie regioni del mondo, inclusi anche dei paesi a basso reddito. Ci proponiamo di valutare la relazione tra i flavonoidi e la funzione polmonare in particolar modo. La ricerca continua all'Università di Verona anche durante la pandemia.